E ora passiamo alla presentazione della prima squadra, campionato di eccellenza regionale. Lo staff tecnico quest'anno è composto dal fisioterapista Giovanni Minuzzo, dal preparatore dei portieri ex Treviso ed ex mestre G. Cotronella, preparatore dei portieri G. Cotronella. Nonché preparatore atletico Stefano Realini. Il mister, lui che ha vinto il campionato di promozione l'anno scorso in Celeste, Davide Tentoni. Come staff tecnico anche il medico Federico Pasteur, il dirigente accompagnatori Antonio Bianco e Taita Siano e il magazziniere Michele Zatto. E questa è la prima squadra, la presenteremo per ordine di reparto. Per cui all'inizio avremo i portieri. È nato Treviso nel 91, cresce nel settore giovanile trevigiano della primavera di Giovanni Bosi. Dopo alla Pordenone dove gioca 3 stagioni in Serie D. L'anno scorso passa a Treviso, a fine stagione riesce a collezionare 28 presenze e un record di imbattibilità di 1105 minuti. Carlo Dobbin. La sua avventura nel calcio nel settore giovanile del Treviso e poi passa a Union Quinto dove esordisce anche in Serie D. Dall'Uvesa a Treviso Filippo Franceschini. E passiamo ai difensori. Treviso del vivaio bianco celeste ha disputato 3 campionati a Pisa e poi annuale a Treviso. Alla scorsa stagione diventa titolare inamovibile, 28 presenze e 4 reti. Signore e signori, a voi il capitano di Treviso Matteo Tonna. Nel 96 un difensore ma anche centrocampista, giovanili in bianco celeste, poi alla Berretti dell'Unione Venezia. Primo anno a Treviso per Filippo Fraccaro. Anno 1990, dopo 2 stagioni in Serie D con la maglia della Sacilese, la scorsa stagione a Treviso, 29 partite, 2 gol per Gianluca Del Papa. Nasce a Sandra di Chiara nel 90, uno dei pilastri della difesa trevigiana. Carriera invece con la spalla a Bassano e a Pordenone in Serie D. A febbraio passa a Treviso, in campionato ha realizzato 12 presenze e 1 rete. Nei playoff è stato decisivo il suo gol nel finale contro la Podicese. Signori, Andrea Zanner. Veneziano del 95, giovanile a Venezia, finisce in Serie D a Quinto e poi a Treviso. Nella stagione appena terminata 19 presenze e un gol per Gianmarco Rufino. È nato a Treviso nel 92, difensore, prevalentemente sulla fascia, dotato di gran corsa e buona tecnica. In Serie D nel Treviso di Diego Zanin. È tornato a Treviso quest'estate per voi Gregorio Granati.
Siamo alla categoria dei centrocampisti. È di Cittadella del 94, difensore che cresce nelle giovanili del Padova, del Cittadella e del Giorgione, dove esordisce anche in prima squadra. Il secondo anno ha previsto per Gianluca Pilotto. Veneziano, mediano di quasi 2 metri di statura, carriera principalmente in Serie D, Chioggia, Vigontina, un quinto in Giorgione, un'esperienza anche in Australia prima di venire scelto da Treviso. A voi Antonio Lazzari. Nasce a Chioggia nel 89, centrocampista che ricopre molti ruoli in campo. Carriera in Serie D a Chioggia, Sottomarina, Dono, Ermestre e Avano. Quest'anno a Treviso Daniele Vianello. Albanese di nascita del 96, l'anno scorso in forza alla primavera del Modena. La sua grande occasione si chiama Treviso. Shavana Hisa. A Castelfranco Veneto, centrocampista di grande qualità, 4 anni con la casacca del Giorgione e quasi 100 presenze in rosso stellato. Andrea Campito. È un centrocampista quintoso in buona tecnica, settore giovanile a Padova, e sbocchi con il San Paolo Padova, volto nuovo in bianco celeste per Riccardo Minton. Revisiamo dunque del 95, cresce nelle giovanili di Aurora Treviso 2, poi Villa Orbai, poi le giovanili di Treviso. L'anno scorso in prima squadra ha concluso la stagione trascorsa con 19 presenze e 2 reti, famoso per la sua zazzera Gregorio Liotto. Nasce nel 93, cresciuto poi nel Bassano e Montebelluna, 30 presenze in Serie D, l'anno scorso in bianco celeste con 27 presenze. Mattia Marandon. Trevisano del 96, esordisce in Serie D a Vittorio Veneto, ha segnato 2 gol nelle 4 amichevoli precampionato con il Treviso. Lui è Tiberio Granati. Ed ora i giocatori che compongono l'attacco. Uno dei pochi veneziani amati a Treviso. Dalla scorsa stagione veste la maglia della C di Treviso e diventa capocannoniere della squadra, collezionando 13 reti in 27 gare disputate. Signore e signori, a voi il buon benvenuto, Luca Fare. Per il Castelfranco Veneto, il classico attaccante Daniele Di Rigore, cresciuto nel vivaio di Montebelluna, dove ha debuttato anche in Serie D. Poi Pordenone e Giorgione per 4 stagioni. Ha rifiutato numerose proposte della Serie D per accettare quella di Treviso. Lui si chiama Damiano Masan. Nel 1994 nasce a Panama, centrocampista, determinante nella semifinale contro il Bartolino, che l'ha visto entrare nei supplementari regalando successo e promozione a Treviso. Ha segnato 3 reti e tutti nelle play-off. Rosario Pompedo Vitti.
Trevisano cresciuto nel settore del giovanile del Treviso, ottimo livello per la Serie D, svincolata a fine giugno, da lui tutti si aspettano i suoi gol. Anche se sono Conte. Arriva dalla Cunea del 96, l'attaccante cresciuto nel settore giovanile del Pavo Grovaro, ultimo arrivato in maglia bianco-celeste. Lazzari Sisse. È la rosa completa del ACI di Treviso 2014-2015 che disputerà il campionato di eccellenza regionale che è già iniziato.